botta e risposta tra l'assessore Viero e il segretario del PD bassanese Tasca sul tema urbanistica e San Lazzaro. Il sindaco Ferrazzoli risponde alle segnalazioni ricevute sulla sicurezza del ponte di Campolongo col surplus di traffico. Emergenza predazioni dopo i recenti attacchi del lupo, gli allevatori hanno paura anche per i loro bambini. Infortunio sul lavoro questa mattina a Romano, un gommista è rimasto ferito per l'esplosione di uno pneumatico. Sabato a Stoccareddo l'ultimo saluto a Riccardo Baul, trentenne morto una settimana fa nell'esplosione di un ordigno bellico. Un prestigioso riconoscimento al merito conferito al luogotenente dell'Arma dei Carabinieri Mauro Pozzobon. L'acqua, risorsa indispensabile nella vita ma non infinita, se ne parlerà a Rosà con il Festival dell'Acqua. Un sorpasso azzardato sarebbe la causa della morte di Simone Filippi, il diciottenne che si è scontrato con l'auto condotta dallo zio. Buonasera a tutti voi telespettatori, benvenuti ad una nostra nuova edizione serale di Bassano TG. Avete sentito duro botta e risposta tra assessore Viero e il segretario del PD bassanese Tasca sul tema urbanistica e San Lazzaro. Sentite. Il PD ha attaccato pesantemente l'amministrazione Pavan, partendo dall'urbanistica per poi soffermarsi sul tema Baxi, Pengo e San Lazzaro. Un j'accuse che ribadisce una volta in più quanto acceso sia il dibattito sulle esigenze di sviluppo e quelle di tutela ambientale. Noi contestiamo all'amministrazione una totale inerzia sui temi urbanistici. Assessore Zonta, sindaca Pavan, assessore Viero, sembra che l'urbanistica di Bassano non sia cosa vostra. Sono in ballo dei posti di lavoro molto importanti. Voi sembra che non vi occupiate di questa città, vi occupate di altro evidentemente. La replica dell'amministrazione non si è fatta attendere. Ormai siamo abituati alle esternazioni del segretario Tasca, ben diverso ovviamente dall'atteggiamento della minoranza in Consiglio Comunale su temi che sono delicati, dove ovviamente ci sono delle tematiche da centrare che sono le tematiche occupazionali piuttosto che la tutela dell'ambiente. Ed è il punto di equilibrio che stiamo cercando di trovare come amministrazione comunale. Da Tasca assolutamente non accetto nessun tipo di lezione sul tema dell'urbanistica, stiamo per approvare una variante al piano che porterà a un forte contenimento del consumo di suolo, quindi insomma rispedisco tranquillamente al mittente le dichiarazioni di Tasca. Il tempo per i duelli rusticani ha scadenze diverse rispetto a quelle che interessano la città. Tempi che ad esempio Baxi aveva circoscritto al mese di maggio per avere risposte precise dall'amministrazione. Le tempistiche del mondo imprenditoriale sono molto serrate, però quando si tratta di interventi di questo tipo, che in qualche modo possono portare anche delle trasformazioni del territorio, è giusto che un'amministrazione si prenda tutto il tempo necessario, anche perché una volta chiarite quelle che sono le reali esigenze di Baxi, che in questo momento purtroppo non ci sono ancora chiare, è chiaro che il tavolo verrà aperto con tutta la cittadinanza. Un tavolo che verosimilmente però non porterà nessun risultato per le aziende, perché molto difficilmente potrà essere approvato dal Comune un progetto come quello imbastito da Baxi e Pengo. Sarebbe difficile da realizzare, ma anche difficile da far capire a chi finora si è visto bocciare idee e proposte in quell'area. E sull'uso dei capannoni dismessi, Viero chiarisce. Difficile un'amministrazione che riesca a imporre a un privato di affittare o cedere capannoni dismessi ad un'altra azienda. È chiaro che nell'ottica di razionalizzazione del consumo di suolo, comunque di ottimizzare le scelte di queste aziende, cerchiamo di mettere in campo tutto ciò che è a nostra conoscenza del territorio comunale. Ed ora parliamo dell'iter di costituzione del nuovo Tribunale della Pedemontana Veneta. Si è riunito ieri il Comitato per l'istituzione del Tribunale alla presenza dei rappresentanti dei territori di Vicenza, Padova, Treviso e coinvolti nel progetto. Un comitato che ora si allarga, una squadra che non è più soltanto bassanese ma diventa espressione dell'intera area interessata al progetto del Tribunale della Pedemontana. Da Cittadella a Castelfranco, da Asolo a Thiene. Ed ora siamo alla statale Valsugana. Il sindaco Ferrazzoli risponde alle tante segnalazioni ricevute su alcuni lavori dell'ANAS nel tratto di Solagna e sulla sicurezza del ponte di Campolongo. Segnalazioni su segnalazioni, lamentele su lamentele. Non trova pace la statale Valsugana, o meglio, non trovano pace gli automobilisti che ogni giorno, a causa dei cantieri ANAS, in questo momento a lavoro lungo il tratto di Solagna, raccontano di ore e ore di rallentamenti, oltre che di perplessità su alcuni interventi.
Ho visto anch'io determinati commenti, per fare un esempio stamattina, stavano lavorando sotto, sopra non c'era nessuno e c'è stato anche, diciamo, a mio carico una serie di telefonate della gente che si lamenta non stanno facendo niente. In realtà il lavoro è complesso, è sopra e sotto, e perché uno non li vede sopra non significa che non stiano lavorando sotto, anzi stanno lavorando appunto affinché almeno per il weekend si possa aprire questo tratto. Automobilisti perplessi anche sulla sicurezza di alcuni tratti, in particolare il ponte di Campolongo, costretto oggi a file di camion, una densità di traffico non usuale. Il ponte di Campolongo non è abituato a questo traffico, però dobbiamo ricordare che attualmente non ha delle limitazioni di peso, quindi salvo trasporti eccezionali è un ponte che è aperto al traffico ordinario e quindi se vi sono dei camion che passano deve essere in grado di supportarli e di sopportarli. Ovviamente si tratta di un ponte costruito appena dopo l'alluvione che ha avuto degli interventi di consolidamento nel tempo, anche nelle pile circa 12-13 anni fa, e quindi diciamo deve svolgere quello che è il suo ruolo. E sabato a Stoccareddo di Gaglio l'ultimo saluto a Riccardo Baù, il trentenne morto una settimana fa nell'esplosione di un ordigno bellico incastrato nel muro della sua abitazione. Il comune di Gaglio ha proclamato il lutto cittadino per sabato prossimo 10 giugno, giorno in cui saranno celebrati i funerali di Riccardo Baù, il trentenne di Stoccareddo morto giovedì scorso a causa dello scoppio di un ordigno, un tubo esplosivo della prima guerra mondiale incastrato nel muro di casa. Il giovane, lo ricordiamo, era impegnato nei lavori di realizzazione del cappotto della sua abitazione quando con un flessibile ha tagliato quel maledetto tubo che usciva dalla muratura. Non un semplice tubo, ma un'arma bellica carica di esplosivo. La deflagrazione è stata tremenda, un boato che ha scosso l'intero paese. Riccardo Baù, rimasto gravemente ferito, era stato portato in elicottero al San Bortolo di Vicenza, dove, dopo qualche ora, è deceduto. Come amministrazione comunale abbiamo scelto di dichiarare appunto il lutto cittadino per tutta la giornata di sabato, chiedendo a tutti i nostri concittadini un minimo di rispetto per questa tragica scomparsa. Chiediamo anche di annullare qualche manifestazione che è stata programmata proprio per sabato, per stare vicini e dare un segnale ancora forte come comunità a Riccardo, ma soprattutto anche ai familiari. Una famiglia sconvolta, quella di Riccardo, che per giorni ha atteso il nulla osta per la sepoltura del giovane tecnico caseario ben voluto da tutti in paese. La cerimonia funebre sarà celebrata sabato alle 10:30 nella chiesa di Stoccareddo. E poteva trasformarsi in tragedia quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Tortima, comune di Conco, lungo la strada provinciale 72 della Fratellanza. Una pianta ad alto fusto è precipitata sulla sede stradale colpendo un'autovettura. Fortunatamente il colpo ha provocato danni limitati al mezzo e non ci sono feriti. La circolazione lungo la provinciale è fortemente rallentata, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Ora invece parliamo dell'emergenza lupi in altopiano, perché dopo la recente predazione di un puledro ad Enego gli allevatori hanno paura anche per i loro bambini. Asini, vacche, cani e ora anche cavalli sbranati. Non si ferma la fame dei lupi in altopiano, carcasse che all'indomani delle predazioni raccontano sia di un'emergenza ormai quotidiana, ma soprattutto di lupi sempre più vicini all'uomo. Attacchi al di là dei boschi, l'ultimo pochi giorni fa ad Enego, dove i selvatici hanno preso di mira maciste, un puledro di razza norica sbranato a pochi metri dalla malga. Predazioni in altopiano, una bomba d'orologeria per tutti gli allevatori, una situazione giorno dopo giorno sempre più complessa. Comunque non si riesce più a convivere con questa situazione. Si tratta di dover gestire gli animali 24 ore su 24, ma non basta, vengono fatte delle recinzioni che vengono sfondate, vengono messi gli animali in stalla e comunque ci sono degli attacchi e quindi questa situazione è, a mio parere, come dicevo prima, è incontrollabile. Animali ormai rinchiusi e controllati a vista 24 ore su 24, tentativi di risposta a un problema che ad oggi non trova soluzioni, ma soprattutto un prezzo da pagare per gli animali allevatori sempre più alto. È da pensare di mollare tutto perché lo sgomento è forte e ci sono delle perdite economiche che non sono quantificabili, perché crescere un animale, aspettare che la fattrice porti a termine la gravidanza,
aspettare che questo animale diventi produttivo sono perdite economiche importanti che spesso non vengono quantificate col risarcimento del lupo in modo corretto. Predazioni e avvistamenti a pochi passi dalle case abitate, una geografia comportamentale, quella del lupo, ormai sempre più vicina all'uomo. La vicinanza del lupo è molto presente e non è solo un discorso di Malga, ma noi viviamo a Enego e i lupi li abbiamo presenti anche vicino alle nostre case, vicino ai terreni dove noi riteniamo che i nostri bambini siano sicuri di poter giocare e di poter stare tranquilli. Noi speriamo sempre che non si arrivi alla drastica conclusione che il lupo attacchi l'uomo, però ci sono stati anche eventi di attacco all'uomo, quindi come dobbiamo comportarci? Infortunio sul lavoro questa mattina a Romano de Zelino, un gommista è rimasto ferito a causa di un'esplosione di uno pneumatico. L'attività ce l'abbiamo da più di 50 anni, non è mai successo. Scoppia la camera d'aria, ma è un colpetto, oggi è stata proprio una bomba. Una bomba, lo pneumatico che esplode e il dipendente che viene investito dallo scoppio, come ci spiega Elisabetta Bortignon, titolare del distributore officina di via Bassanese a Romano de Zelino, che però preferisce non farsi riprendere dalle telecamere. Eravamo in ufficio, mio marito era fuori e sono corsa ed era con le mani tappate perché probabilmente il colpo ed era caduto dallo sbalzo d'aria. Subito è partita la chiamata al 118, sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica. L'uomo, un cinquantenne che da più di 20 anni lavora in questa azienda come gommista, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del San Bassiano. L'incidente è accaduto intorno alle 8. L'operaio stava effettuando la sostituzione delle ruote di un'auto quando improvvisamente durante le operazioni di gonfiaggio uno degli pneumatici è scoppiato colpendolo al volto e al torace. Adesso dobbiamo valutare se è stata causata dal difetto della gomma. Ha un taglio, può essere che c'era già, magari iniziale o comunque adesso dobbiamo valutare, daremo la gomma a chi di dovere perché valutino. Il cinquantenne è stato portato a San Bassiano in codice rosso, dunque in condizioni serie. Fortunatamente è migliorato già nel corso della mattinata. È un prestigioso riconoscimento al merito conferito al luogotenente dell'Arma dei Carabinieri Mauro Pozzobon. Un premio per chi nei secoli è fedele e questa fedeltà la trasferisce ogni giorno nel quotidiano, nella tutela del territorio e della sua sicurezza. A ricevere l'onorificenza di un attestato che racchiude in sé stima e riconoscenza è stato il luogotenente carica speciale dell'Arma dei Carabinieri di Riese Pio X, Mauro Pozzobon. È stato un premio particolarmente gradito da parte mia e da parte di tutti i militari della stazione per il lavoro di squadra che è stato fatto in questi anni. Il riconoscimento è stato consegnato in seno al 209° anniversario dell'Arma dei Carabinieri dal comandante interregionale. La motivazione è nobile quanto prestigiosa, essendo il riconoscimento un premio per le qualità personali e professionali e per essersi distinto nel delicato incarico di comandante di stazione distaccata, conseguendo brillanti risultati operativi. Una soddisfazione condivisa e da condividere con l'Arma e i militari, sentinelle preziose, al tempo stesso supporto umano e non solo per i cittadini. La soddisfazione del luogotenente Mauro Pozzobon, originario di Romano de Zelino, è tanta. È stata una grande soddisfazione, anche se non siamo abituati perché il nostro lavoro viene svolto in silenzio. Viene svolto in silenzio con il massimo della dovizia e con la massima propensione verso la popolazione. Il riconoscimento della scala gerarchica è importante, è una grande pacca sulla spalla a me e ai miei uomini che ci aiuterà di più, a fare ancora di più di quello che abbiamo fatto. E per la rubrica Io chiamo Rete Veneta vediamo le tante segnalazioni sull'asfalto degradato in via Pecori Giraldi. E io chiamo Rete Veneta, lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che stasera riguardano lo stato di incuria e degrado del manto stradale in via Pecori Girardi. Oltre all'asfalto ammalorato, qui il problema riguarda soprattutto la sicurezza. In molti ci hanno scritto per chiedere di attenzionare chi di dovere su questo problema, cosa che puntualmente faremo e di cui vi terremo aggiornati.
E vi ricordo i numeri dove potete contattarci se trovate altre situazioni simili a quella che avete appena visto, quindi il numero di WhatsApp 340 3218 379 oppure scrivete anche un'email. L'acqua, risorsa indispensabile alla vita ma non infinita. Se ne parlerà a Rosana il fine settimana nell'ambito del festival dedicato appunto all'acqua. L'acqua, elemento vitale e identitario per il territorio rosatese, caratterizzato da un importante sistema di rogge e canali che da secoli ne disegnano il paesaggio, costituendo la base per lo sviluppo abitativo ed economico. Un legame forte, quello tra Rosà e l'acqua, che sarà celebrato con un festival dell'acqua in programma nel fine settimana. Un calendario di iniziative, di eventi che abbraccia tutto il fine settimana. Si va dal convegno, che è l'evento centrale di sabato mattina, che affronta il tema della risorsa idrica dal punto di vista tecnico-scientifico, quindi per poi affrontare la tematica dell'acqua da un punto di vista culturale con i più grandi ma anche i più piccini, con attività con gli acquerelli all'aria aperta nel Parco delle Rose. Puntare i riflettori su una risorsa preziosa, fondamentale per la vita del nostro pianeta, indispensabile per tutti gli esseri viventi. Un bene la cui disponibilità non è infinita, una risorsa limitata dunque su cui riflettere alla luce anche dei cambiamenti climatici. E sarà proprio questo il tema al centro del convegno di sabato prossimo a partire dalle 10:30 in sala consiliare. Si parlerà dei cambiamenti climatici, si parlerà della scarsità dell'acqua, si parlerà dei problemi relativamente all'ambiente. Naturalmente avrà modo anche il Comune di Rosà di parlare di tutte le attività fatte in settore ambientale, delle varie iniziative che abbiamo fatto all'interno del Comune. Si parlerà a 360 gradi per quanto riguarda l'acqua e anche di eventuali proposte che verranno fatte, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto irriguo dell'aspetto dell'acqua. Grotte di Ogliero, domani alle 8:30 una cerimonia di ripristino della targa commemorativa di Alberto Parolini. Una mattinata domani dedicata agli studenti immersi nella natura. Le grotte di Ogliero, un mondo sommerso dall'acqua, scavato nella roccia, incastonato tra due maestose corone di montagne, l'altopiano di Asiago e il massiccio del Monte Grappa. E a chiusura dei festeggiamenti per il bicentenario della scoperta delle grotte, venerdì 9 giugno, un incontro dedicato agli studenti. Sì, è un evento che coinvolge tutto il territorio della Val Brenta ed è istituto comprensivo che parte da Pove fino a Val Brenta con Solagna. 110 ragazzi faranno la discesa in rafting. Natura e tantissimi giovani da tutto il territorio. Dalle 8:30 una cerimonia dedicata al ripristino della targa commemorativa del naturalista Alberto Parolini, posta a ricordo del primo accesso alle grotte nel lontano 1832. Una giornata dedicata ai giovani e alle scuole, classi immerse in un complesso naturalistico mozzafiato tra acqua, roccia e stalattiti, studenti che verranno anche premiati con un regalo speciale. Premieremo le classi che hanno vinto il concorso, che come premio li accompagneremo alla Grotta del Gigante a Trieste per vivere una nuova esperienza anche per i nostri ragazzi del territorio. Ceramica, arte e design. Torna 300 storie e pop, un ciclo di incontri promossi dal collezionista Ivano Costanaro. 300 storie pop racconta ancora una volta una pagina della cultura del territorio. Grande successo per l'ultimo appuntamento di maggio dedicato al design, moderato dal professor Massimo Martignoni. Abbiamo parlato di design e con il professor Spagnolo, che è un protagonista del design del territorio da circa 50 anni minimo, e nell'occasione abbiamo inaugurato il ronzio della ceramica e una nuova collezione di macchine per scrivere che dialogano appunto con la ceramica di design del territorio dal 50 al 90. E venerdì 9 giugno alle 18:30 un altro appuntamento, sempre al Teatrino Collezione Costenaro, dedicato questa volta al mondo dell'artigianato artistico. Avremo come protagonisti due importanti ceramisti del territorio, Canesso Orazio e Nico Toniolo della Bottega del Tonio. Creatività, arte e innovazione, un incontro dove si parlerà anche di tradizione giapponese con la tecnica Raku.
Il pezzo inserito nel forno viene estratto incandescente e con un particolare processo di riduzione recupera quello che potrebbe essere l'effetto metallico degli ossidi che vengono utilizzati durante la decorazione. Ed ora altre brevi notizie dal territorio. A Rossano Veneto, Denis Marsan ha rassegnato le dimissioni da assessore al bilancio per ragioni strettamente personali. L'assessorato resterà provvisoriamente in carico al sindaco Marco Zonta. L'amministrazione comunale di Tezzi, in collaborazione con l'istituto scolastico, ha organizzato una mattinata all'insegna dell'educazione ambientale con le premiazioni del progetto Io mi muovo in bici, venerdì mattina al Parco dell'Amicizia. A Bassano sarà consegnato domenica 11 giugno il premio Beata Giovanna. A riceverlo quest'anno saranno Ornella Benetti e Bortolo Vanzo per la concreta testimonianza nell'aiuto alle persone in difficoltà. Un sorpasso azzardato, sarebbe questa la causa della morte di Simone Filippi, il 18enne di San Giorgio delle Pertiche che si è scontrato con l'auto condotta dallo zio. Avrebbe sorpassato una serie di auto finendo poi contro un veicolo. Sarebbe questa la causa della morte di Simone Filippi, il 18enne di San Giorgio delle Pertiche ispirato nell'azienda ospedaliera di Padova dopo 4 giorni di agonia. Tragica fatalità, alla guida di una di queste auto c'era lo zio del 18enne. L'incidente è accaduto giovedì scorso. Dopo l'impatto con il veicolo, il 18enne, studente dell'Istituto Severi di Padova, è stato sbalzato sull'asfalto dopo un volo di alcuni metri. Le ferite si erano rivelate da subito gravissime, nonostante il 18enne indossasse il casco di protezione, tali da causare la morte dopo 4 giorni di ricovero. Sul fatto è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Padova a carico di ignoti. Nel frattempo è stato concesso il nulla osta alla sepoltura dello sfortunato studente. Ladri in azione a Vigonza, razzia in una villetta, indagano ora i carabinieri. In una sola ora sono riusciti a scassinare la cassaforte e a fare razzia in una villetta di Vigonza, una banda di professionisti, quella che ha svaligiato l'abitazione di via 8 febbraio nella frazione di Busa. I ladri sono riusciti a rubare alcuni orologi Rolex, gioielli e contanti, un bottino che si aggira attorno a alcune decine di migliaia di euro. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza. I ladri sono entrati in azione nel pomeriggio del 6 giugno forzando la porta d'ingresso. In pochi minuti hanno messo a soqquadro l'abitazione trovando la cassaforte che è stata divelta. Dopo aver compiuto la razzia sono scappati. I militari dell'Arma stanno cercando di capire se dalle telecamere di sorveglianza della zona e dei negozi vicini si possa risalire a qualche targa sospetta che possa far individuare la banda di malviventi. 21:15 Focus, ospiti questa sera Marco Brigo, Valente Chieregato, Lucrezia Favaro, Settimo Gottardo, Luca Lapo, Giovanni Mezzavilla, Patrizio Miatello. Chiusura di telegiornale, vediamo come sempre le previsioni del tempo di domani. Non ci sono altre notizie per questa nostra edizione, ringrazio tutti voi di essere stati insieme a noi. Arrivederci.